Michele Artedino, presidente della Nuorese. Oggi inizia l'avventura in Serie D, un campionato che la Nuorese affronta dopo tanti anni. Con quali obiettivi, con quale spirito? Beh, con lo spirito, quello che abbiamo sempre avuto e ci ha contraddistinto in questi 2 anni passati, uno spirito sicuramente da parte mia vincente, con una voglia di far bene, c'è l'intento, abbiamo costruito, oggi abbiamo concluso le operazioni tecniche, sicché tutti i giocatori che fanno parte della la rosa è completa, è stata completata avantieri con l'acquisto della punta. Lorena Massoccà, una punta molto importante che sicuramente darà quello che l'anno scorso non abbiamo avuto e abbiamo faticato. Abbiamo vinto un campionato senza un attacco, quest'anno abbiamo un attacco importante formato da Cappaia, Massoccà e il terzo ragazzo di colore che poi abbiamo in prova, sicché poi non ne sto mettendo Pugeddu, grande giocatore che proviene dalla Primavera Cagliari. Per quanto riguarda la squadra, credo che abbiamo fatto un grandissimo lavoro e possiamo competere con tutti e sarà difficile passare indenni da questo quadrivio. Per il resto continuiamo ad andare avanti, a lottare, a sperarci. Ho portato avanti questo progetto sperando, continuo, perché non mi stanco di dirlo, alla città che stiamo facendo questo, la Nuorese e di Nuoro e dei Nuoresi, stiamo facendo questo, sembrerò ripetitivo perché ormai l'ho detto all'esasperazione, sono 3 anni che ripeto la stessa cosa, stiamo creando questo per creare a Nuoro, dare questa fiammella ancora importante in una città che piano piano stiamo vedendo soccombere e morire sia commercialmente che sotto tutti i punti di vista. Sì, che a questo punto speriamo che già dalla prima partita di Coppa Italia il 24 noi iniziamo la preparazione di vedere tanti nuoresi che ci premiano per questo lavoro fatto, perché abbiamo ancora bisogno di sentire tutta la città che apprezza questo lavoro fatto. Ci sono dei lavori qui al Frogheri, che tempi hanno? I tempi esattamente non li conosco, l'amministrazione comunale sta facendo di tutto per risolvere il problema, perché noi purtroppo come il Sant'Elia Cagliari siamo finiti in una problematica molto discutibile, molto importante per noi. Il campo è stato ridotto dall'ufficio provinciale di vigilanza a 1000 unità, più di 1000 persone non possono entrare, questo è un handicap gravissimo per la città e per la società. Speriamo che con questi lavori si chiudano a breve tempo, nei primi giorni di agosto, per poter avere inizio campionato la possibilità di avere l'efficienza ai 4.000-5.000 persone, perché se i nostri progetti sono quelli di riportare famiglie, scuole, di riportare la gente allo stadio, sicuramente l'amministrazione deve accelerare tutti questi discorsi per darci una mano. Da parte loro c'è la buona volontà di volerlo fare, di stare vicini a questo progetto, aspettiamo col tempo e capiamo bene cosa sta succedendo.